Celebrare i risultati degli atleti locali e dare visibilità a realtà sportive cittadine, a volte meno conosciute. Il comune di Santa Margherita Ligure, con l'evento Santa Champions, vuole dare un riconoscimento al lavoro e all'impegno di molte società e sportivi, con un premio simbolico per i loro traguardi raggiunti nell'ultimo anno. In questa edizione erano presenti una trentina di società e più di 100 atleti. Abbiamo tanti giovani sammargheritesi che questa sera vengono premiati perché hanno ottenuto vari successi nelle loro attività sportive, ed è anche giusto perché i ragazzi che fanno tanto sacrificio durante l'anno è anche doveroso dargli il dovuto riconoscimento a loro e alle associazioni sportive che tanto lavorano per la riuscita dei loro risultati. Come di consueto, presenti alcuni ospiti d'onore che durante la serata sono stati intervistati e hanno raccontato qualcosa della loro esperienza. Il primo è stato Giuseppe Abagnale, pluricampione olimpico e mondiale di canottaggio e attuale presidente della Federazione Italiana di Canottaggio. Sì, sono passato da qui un po' di anni fa, esattamente tra il 86, 85 e 86, e in occasione di una nostra premiazione siamo rimasti qui qualche giorno e ne abbiamo approfittato per fare qualche uscita in barca qui a Santa Margherita. Si è parlato poi di vela con il primo italiano a vincere l'America's Cup, Francesco Cicco Rapetti, e il dirigente del team che allestisce l'equipaggio del Galeone di Genova in occasione della regata storica delle antiche repubbliche marinare, Marco Dodero. Presente anche il tecnico e meccanico della MotoGP, Paolo Cordioli. Abbiamo fondato qui a Santa Margherita il team LCR, che praticamente è uno dei 4 team indipendenti nella MotoGP. All'epoca eravamo in 3, adesso siamo in 65, quindi c'è stata un'evoluzione varia. Sono in pensione da qualche anno, però continuo a lavorare e mi interesso adesso del settore dei veicoli elettrici. Durante la serata sono stati consegnati alle società sportive che ne hanno fatto richiesta i contributi raccolti durante la serata benefica Solidarietà in Villa tenutasi a Villa Durazzo il 26 gennaio scorso.